Punti pesantissimi, quelli in palio tra Mantova e Pomezia, accomunate dalla voglia di tornare a vincere e di continuare a credere nella salvezza. 25esima giornata di Serie A Quinto. Buonasera e ben ritrovati da Davide Menolascina. Squadre appena entrate al Pala Schweitzer per questo match importantissimo in chiave salvezza, punti che pesano tanto per entrambe. E dunque noi ci prepariamo a vivere in diretta come al solito sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 questa sfida. Il saluto al pubblico di casa da parte delle squadre, adesso il saluto dopo il sorteggio e poi si andrà con il calcio d'inizio. C'è un ricordo particolare oggi a Pala Schweitzer, vedete il Ciao Stefano sulle balaustre, un super tifoso del Mantova scomparso in questi giorni e dunque il pubblico di casa ci teneva a salutarlo. Un abbraccio anche alla moglie Silvia e a suo figlio Ivan, e quindi questa partita sarà speciale per il pubblico di casa. Noi andiamo invece a dare un'occhiata a quelle che sono le formazioni odierne. Partiamo dalla Fortitudo Pomezia che si schiera con Moliterno, Binzaru, Raubo, Gelveti, Aghinio, Bueno, Michelangelo, Gattarelli, Kirchista, Lusnig, Matteus e Bonci, con ovviamente Stefano Esposito in panchina. La testa Mantova guidato da Pino Milele, invece in campo con Tondi, Leleco, Achilli, Donadoni, Misael Mascherona, Moabs, Ceccato, Taurisano, Caiche, Cabeza e Deidda. La terza squadra in campo, ovvero quella arbitrale, è composta da Daniele Filamino della sezione di Iesi e Vincenzo Canistra di Catanzaro. Al cronometro c'è Denis Precai di Treviglio. Ambiente carico al Pala Schweitzer per questa sfida. Si comincia tra pochissimo. Sarà Fortitudo Pomezia, completo blu oggi per formazione ospite a dare il via alla partita, mentre consueto completo bianco-rosso per il Mantova. Matteus pronto sul punto di battuta, tra un po' andiamo anche a dare un'occhiata ai quintetti. Arriva anche il cronometro in sovraimpressione, dunque si attende soltanto il cenno da parte dei direttori di gara per cominciare. Fischietto in bocca per Filamino Iesi. Inizia ufficialmente Mantova Pomezia, primo pallone come detto per la formazione ospite. Matteus subito servito, cerca il pallone sulla destra verso Michelangelo, cerca il primo tiro della sua partita ribattuto. Allora Gelve per Matteus, palla ancora in avanti, può provare a ripartire Cai che viene fermato e la palla termina in fallo laterale. Mantova che attacca per la prima volta in questa partita. Cabeza. Entrambe le squadre vogliono tornare alla vittoria dopo gli impegni prima della pausa per la final eight. Attenzione intanto a Matteus, la palla diventa buona per il destro di Raubo, Murato. Poi Michelangelo si riprende il pallone di forza. Palla ancora verso Raubo che si ferma, trova una deviazione. Il possesso rimane alla Fortitudo. Casa Fortitudo, due assenze per squalifica, quelle di Matilara espulso nella sfida contro la Feldieboli e quella di Dudu che ha raggiunto quota 5 ammonizioni. Intanto il pallone viene recuperato da Fabio Tondi, sponda Mantova, prova a ripartire dall'altra parte la formazione di Milella. Sono tornati tra i convocati un po' di giocatori rispetto all'ultima gara. Da verificare soprattutto, attenzione intanto seguiamo Matteus che recupera il pallone, carica il destro, tiro ribattuto. Tornato tra i convocati soprattutto Bueno dopo praticamente 2 mesi, prima convocazione per lui, da capire quale sarà il minutaggio a disposizione, però considerando anche l'importanza della gara c'è da stringere i denti. Ho già parlato di 2 assenze importanti e quindi è presente Bueno in distinta. Attenzione intanto a questo pallone rischioso, prova a rubarlo il Mantova, può distendersi invece Raubo dall'altra parte. Palla giocata indietro per Matteus.
Un minuto e mezzo trascorso nel frattempo, pallone ancora verso Raubo, si lotta, Cai che prova a recuperare il pallone, c'è Michelangelo, poi Matteus, sempre per vie centrali, buono lo scarico per Raubo, destro in porta, respinto, inizio vivace da parte della Fortitudo, detto del ritorno di Bueno, tornano a disposizione anche Gelvé, Gattarelli e Raubo dopo un po' di acciacchi. Raubo uscito malconcio dalla sfida contro la Feldi, parte titolare però insieme a Gelvé, e quindi da capire sicuramente quale sarà il loro minutaggio, però sono attualmente presenti. Attenzione intanto sempre Raubo in area di rigore, poi prova con l'esterno Matteus, respinge Tondi. Moliterno recupera il pallone quando superiamo il secondo minuto del primo tempo. Matteus in avanti a cercare Raubo fermato, allora Caiche, contrasto con Gelvé, la palla che arriva dalle parti di Fabio Tondi, che si riprende il possesso della sfera, attacca ancora dalla corsia di sinistra il Mantova, pallone poi passa a Caiche, Donadoni indietro per Ceccato, ancora Caiche scambia con Cabeza, palla sulla sinistra, intercetta il pallone Matteus per provare ancora a attaccare la metacampo offensiva, bella palla con l'esterno verso Michelangelo, prova il dribbling, viene fermato da Felipe Donadoni, c'è fallo laterale per la Fortitudo davanti alla panchina di Pino Milella. Indicazioni di Raubo ai compagni, rimessa invece affidata a Darius Gelvé. Ancora Michelangelo, palla in area di rigore, ancora verso Raubo, costretto a ricominciare da Matteus, ce l'ha sul mancino, carica il sinistro, ancora Tondi in spaccata, continua però la Fortitudo a gestire il pallino del gioco. Rimessa lasciata a Michelangelo che calcia direttamente verso la porta, la palla rimane lì, Raubo non riesce a ribadire in rete. Distinto Tondi su questa rimessa laterale velenosa battuta da Michelangelo, guadagna un altro calcio d'angolo la Fortitudo. Palla messa forte ancora verso il portiere del Mantova, può ripartire Donadoni dall'altra parte, poi Cabeza passa su un avversario, ancora Cabeza si accentra, ancora Cabeza in porta al primo tiro della partita, 3 minuti esatti, il Mantova trova il vantaggio. Andiamo subito a rivedere, conclusione con il mancino che si infila in porta e quindi si sblocca la partita dopo un buon inizio del Pomezia. Il primo gol invece lo sigla il Mantova. Ancora angolo, Raubo, bella suolata per Matteus, pareggio immediato, aveva iniziato benissimo la partita il Pomezia, arriva subito l'1-1 dopo 11 secondi, tutto nuovamente in parità. Ancora sugli sviluppi di corner, Raubo, gran suolata, e destro con la punta di Matteus. La partita inizia benissimo. Ancora pressione forte di Matteus che vuole andare ad attaccare verso la metà campo offensiva, il rimpallo lascia lì il pallone, palla verso Raubo che cerca un varco, rallentato da Tondi, poi Michelangelo, ancora Raubo, perde lo spazio per il tiro, va col sinistro Michelangelo, murato. Michelangelo, Tiaghigno sbaglia la misura del passaggio, Michelangelo non ci può arrivare. Rimessa per Misael, battuta subito Mascherona. Ancora Mascherona indietro verso Tondi che la deve giocare con i piedi, corto poi da Achilli,
Dicevo, iniziate le rotazioni ovviamente, soprattutto sponda Mantova in questo inizio. Mantova che perde il possesso perché la rimessa viene assegnata alla Fortitudo. Michelangelo alla battuta, si propone anche Moliterno per dare una linea di passaggio in più. Pallone giocato in avanti, pressione vincente da parte del Mantova. Attenzione a questa giocata per vie centrali per Misael, prova a evitare il calcio d'angolo la Fortitudo con Gattarelli, ma la rimessa è sempre del Mantova in zona offensiva. Palla dentro per il sinistro di Misael Murato, palla che rimane in area di rigore, prova a girarla verso la porta Taurisano. Moliterno riesce poi a metterci le mani, quasi 5 minuti, anzi 4 minuti e mezzo trascorsi. Attenzione intanto a Tondi che si deve impegnare, c'è poi fallo commesso da Lusnig, prima infrazione della partita. Andiamo subito a rivedere grazie alla nostra regia, con Lusnig che ha spinto troppo, poi Tondi bravo a evitare un potenziale autogol, ma palla rimessa in gioco. Misael per il Mantova che riparte con Achilli. Buono l'intervento, palla poi allontanata. Misael la vuole, si va invece per vie centrali. Moabz, ancora Moabz, Murato dalla scivolata di Gattarelli. Calcio d'angolo però per il Mantova. Non può arrivare la battuta diretta, Mascherona chiama il pallone. Palla dentro ancora l'area di rigore, allontanata sempre da Gattarelli. Rimane in possesso però la formazione di casa. Moabz invitato a tagliare verso la metà campo offensiva. Pallone arriva a Fabio Tondi. Lancio però direttamente dal suo collega Moliterno. Può muovere nuovamente il pallone alla Fortitudo. Tiaghigno, Michelangelo, Matteus cerca il pallone lungo linea verso Lusnig che però non riesce a riceverlo. Moabz, Misael sulla corsia di destra, vediamo se va in 1 contro 1 con Matteus. Cerca lo scarico, palla che torna a Misael. Moabz la gira stavolta sulla sinistra, adesso con un po' più di pazienza la il Saviatesta. Palla troppo arretrata verso Matteus, ma c'è fallo proprio di Moabz su Michelangelo. Pareggiato il conto delle infrazioni, perfetto equilibrio 1-1 sia nel punteggio che nei falli. Questo il contatto falloso subito a Michelangelo e c'è calcio di punizione per la Fortitudo. Sul pallone Matteus, colui che ha risposto al gol di Cabeza che aveva aperto le marcature. Matteus ce l'ha sul sinistro, ci prova, non va distante dallo specchio. Tondi però sembrava in controllo. Allora riparte il Mantova, pallone nuovamente per Moabz. Fortitudo che adesso attende all'altezza della linea di metà campo prima di andare ad affondare con la pressione. Ancora Moabz, dentro nuovamente pallone per l'Eleco, gran pala in profondità verso Misael. Sta arrivando Mascherona, si riparte dall'Eleco. Moabz, vediamo se fa l'1 contro 1, no, preferisce attendere il posizionamento dei compagni. C'è l'Eleco che la chiama sulla corsia di destra, ha servito il capitano, palla di prima in avanti. Misael voleva la combinazione ancora di prima per Moabz, palla che però è uscita leggermente imprecisa, quindi rimessa Fortitudo. 7 minuti trascorsi in questo primo tempo, inquadratura per Nauel Lusnig che va a posizionare il pallone per la battuta della rimessa laterale. Moliterno, rinvio profondo di Moliterno, palla allontanata, c'è rimessa laterale in zona offensiva in favore di Binzaru, pallone che ha toccato il tetto del Pala Schweitzer e quindi da regolamento correttamente Canistra assegna la rimessa laterale alla Fortitudo.
Palla indietro direttamente verso Moliterno. Alza il pallone, colpo di testa di Moabz, guadagna comunque metri il Pomezia perché la palla è uscita in fallo laterale in prossimità del corner. Arriva Raubo alla battuta. Scarica ancora per Raubo, pressato da Moabz, non se la sente di rischiare saggiamente, si rifugia all'indietro da Moliterno. Ancora un passaggio in profondità di Moliterno, allontanato nuovamente dalla difesa, sempre rimessa laterale però per il Pomezia. Pallone riconsegnato direttamente da Milella ai giocatori avversari. Raubo scarica sulla sinistra, si ricomincia da Raubo con l'esterno indietro verso Moliterno. Quarta situazione consecutiva in cui deve gestire il pallone con i piedi. Stavolta prova a scavarlo in profondità, non riesce però a servire un compagno e la sfera termina fuori. Riparte il Mantova, ancora Moabz. Leleco la gira verso Misael. Mascherona ancora per Misael. Adesso alzasi un po' la pressione la Fortitudo con Bizzaro che va quasi al recupero del pallone. Sempre rimessa però per i padroni di casa, mentre il pubblico continua a farsi sentire a gran voce. Ancora Moabz prova lo scarico verso Misael, ce l'ha sul sinistro un po' distante dalla porta. Allora Mascherona cerca spazio, calcia in porta, Moliterno sicuro, serve subito Raubo. Gelve per Matteus in profondità, non riesce Bizzaru con la testa a giocare la palla verso Raubo, quindi la rimessa è nuovamente per il Mantova. Noi rivediamo l'ultima conclusione in ordine cronologico con la parata sicura di Francesco Moliterno. Leleco alla battuta, recupera per un attimo il pallone, ancora Misael, vuole andare sul sinistro, fermato ancora da un ottimo intervento di Matteus. Sempre possesso però per il Mantova. Palla giocata sulla sinistra, chiama il pallone Moliterno e arriva più in alto e prima di tutti. Rinvio con le mani, profondissimo, tra le mani di Tondi, attenzione perché la palla rimane vagante, poi Raubo prova ad arrivarci, finisce per terra Tondi, il fallo di Raubo. C'è però da attendere prima della ripresa del gioco, questa è la situazione precedente. Tondi non è riuscito a bloccare il pallone, poi disturbato da Raubo in maniera fallosa a giudizio di canestro e quindi calcio di punizione. Si ricomincia, siamo entrati nel minuto numero 10 di questo primo tempo. C'è Caiche in possesso, pallone giocato a sinistra, palla alzata nuovamente verso Cabeza che si aiuta con un braccio nel controllo, commette fallo. Palla alzata da Leleco, Cabeza tocca con il braccio, commette il fallo numero 2 anche per quanto riguarda il Savia Testa Mantova. Gelve tra le linee riesce a trovare Raubo che con l'esterno va ancora da Gelve, pressato forte da Felipe Donadoni, sempre però possesso Fortitudo, rimessa laterale. Matteus per Michelangelo, palla giocata verso Moliterno, pressato da Caiche, Moliterno in avanti, palla recuperata da Leleco. Tondi, Caiche la fa sfilare con il tacco, arriva prima però Michelangelo, la palla però se l'è trascinata fuori e quindi il Mantova ha a disposizione la rimessa laterale. Bella battuta tra le linee per Cabeza che ci riprova col sinistro, vola Moliterno. Battuta rapidamente la rimessa, Cabeza quando ha mezzo metro di spazio va subito a calciare in porta, ci riprova adesso Leleco, non va distante dallo specchio della porta. Rinvio per Moliterno, 10 e 12 trascorsi, anzi da giocare, pardon. Riparte la Fortitudo, Matteus, pressione alta di Cabeza quasi nell'area di rigore avversaria, arriva un fallo però commesso dal Mantova che sale a quota 3 infrazioni, richiamo per Donadoni.
Matteus, Michelangelo, Gelvé rischia di perdere il pallone, beneficio di Ceccato, e poi commette anche fallo il numero 8 della Fortitudo. Punizione ancora per il Mantova. Pallone posizionato davanti alla panchina della Fortitudo, Cabeza sul punto di battuta. Si può battere adesso il calcio di punizione. Cabeza alla fine lascia la battuta. Misel che ci prova, la palla rimane lì. Moliterno ancora. Parte la Fortitudo, pressione su Tiaghinio. Gelvé non può andare da Moliterno. Michelangelo deve liberarsi del pallone. Gran giocata, se la trascina fuori di poco. Caiche la battuta. Conclusione dalla distanza che termina però alta sopra la porta difesa da Moliterno. Michelangelo in avanti, non riesce a pescare Lusnig. Possesso recuperato dal Mantova con Caiche in controllo del pallone. Cabeza non si intende con Caiche, prova ad arrivarci Ceccato, la palla è buona però dall'altra parte con Lusnig che c'era sul sinistro. Passa in qualche modo Lusnig, la mette dentro, c'è stato un fallo però, anzi rimessa laterale indica Cannistrà. E quindi sempre possesso Fortitudo Pomezia. Matteus la battuta, Lusnig lì vicino. Infatti è il 23 che va alla battuta. Calcia forte verso il secondo palo e la palla è dentro. Nuovamente in gol il Pomezia. Ribaltato il punteggio. Michelangelo dedica il gol a Bueno e arriva il 2-1 Fortitudo. Torna in vantaggio, anzi passa per la prima volta in vantaggio il Pomezia con questo fallo laterale battuto davvero bene. 2 gol arrivati su palla inattiva per formazione di Stefano Esposito. Cabeza intanto, Caiche all'indietro, cerca spazio Ceccato, prova a metterla verso l'area di rigore, se la trascina fuori, poi prende anche un colpo il 14 biancorosso. Moliterno al rinvio profondo verso la porta, la palla sbatte sul palo, Tondi l'aveva fatta sfilare sperando in un rinvio. Attenzione intanto a Cabeza che è già dall'altra parte. Ceccato verso il secondo palo, libera bene la difesa. La palla poi messa direttamente in rimessa laterale. Davvero non c'è un attimo di sosta, ritmo altissimo dall'inizio del match. 8:26 all'intervallo, nessuna delle due panchine ha ancora chiamato il time out. Adesso il Mantova in possesso alla ricerca del pareggio. Caiche scarica nuovamente all'indietro per Ceccato, poi Cabeza. Bucata che non arriva a destinazione. Cabeza protegge il pallone sotto la suola. Palla per il sinistro di Caiche Murato, poi Matteus la tiene in campo, no. Arriva la segnalazione, c'è rimessa laterale per il Mantova in zona offensiva.
Conclusione dalla distanza che non arriva però a impensierire Moliterno da parte di Cabeza. Ci prova sempre, come detto, le qualità balistiche le conosciamo alla grande. Moliterno rinvia, poi Matteus cerca il filtrante, palla recuperata ancora dal Mantova con Moabz in possesso. Ancora Moabz, cerca spazio per andare sul destro, perde però il controllo del pallone, c'è fallo da parte del Pomezia che già pregustava di attaccare in superiorità numerica. Quarta infrazione Pomezia, ne può fare soltanto un'altra senza concedere tiri liberi agli avversari. Intanto Achilli sulla sinistra, 1 contro 1 con Gelvea. Achilli prova a calciare in porta, c'è stata una deviazione, quindi è calcio d'angolo. Palla pizzicata da Moliterno che infatti ha messo il tocco, battuto il calcio d'angolo. Palla che diventa nuovamente buona per Moabz, poi Caiche. Mascherona, Moabz. Si butta per vie centrali, forse un fallo sui danni di Gelvea, arriva anche il cartellino giallo. Spinta alle spalle da parte dell'ex giocatore del Manfredonia. Quinto fallo commesso dal Pomezia e dunque 7 minuti e 14 secondi effettivi da difendere senza poter commettere fallo per evitare di assegnare tiri liberi agli avversari. E attenzione anche a questo calcio di punizione perché da zona molto centrale potrebbe arrivare anche una battuta diretta verso la porta. Leleco sistema con cura il pallone. Vediamo Milella che idee ha per l'esecuzione di questa palla inattiva. C'è ovviamente Cabeza un po' più indietro, lunga rincorsa per lui. 3 elementi in barriera per Moliterno, adesso si staccherà ovviamente Gattarelli per andare a proteggere il primo palo. Parte Cabeza col destro e sfiora il 2-2. Questa è la conclusione con deviazione. Battuto subito il calcio d'angolo, ci prova anche Leleco senza però inquadrare lo specchio della porta. Moliterno va a recuperare personalmente il pallone dietro la rete di protezione. Adesso gliene è arrivato un altro da parte del cronometrista. Bisogna rimuoverlo da lì per evitare problemi e quindi rinvio dal fondo per Francesco Moliterno. 7-10 da giocare. Palla in profondità recuperata per un attimo dal Mantova, torna in zona Moliterno il pallone, può andare nuovamente al rinvio, stavolta sceglie la soluzione corta verso Matteus, intercetta la sfera Achilli, ancora Moliterno con la lunga gittata, 2 colpi di testa e palla nuovamente giocabile per il Mantova. Prova la giocata Achilli che se la allunga troppo, rimessa Fortitudo. Gattarelli alla battuta, Moliterno, partito Michelangelo, il lancio era diretto verso Gattarelli, è arrivato prima però Tondi. Parte Moabz, cerca di alzare il ritmo, si incura centralmente, ancora Moabz con il destro, Moliterno la blocca tra le gambe. Una delle caratteristiche principali, quella di Moabz, che parte in velocità. Raubo intanto cerca un pallone in profondità, ha alzato un po' la pressione adesso il Mantova. Moabz batte il pallone e poi si va da Misael. Poco più di 6 minuti all'intervallo, partita apertissima. Ancora Misael, indietro per Moabz, pallone poi scaricato sulla sinistra, si va da Achilli.
Misael a contrasto con Gattarelli, l'ultimo tocco del 16 della Fortitudo. Moabs recupera il pallone, Michelangelo prova a fare tutto da solo, con il destro in porta, non inquadra lo specchio. Tondi al rinvio. Misael 1 contro 1 con Matteus, la palla non passa, toccato il 26, Misael è riuscito a evitare poi il contatto di schiena. Rimessa laterale in zona offensiva per il Mantova. Moabs aggira sulla sinistra verso Mascherona, pronto a tornare in campo invece Leleco. Pressione per un attimo da parte di Matteo sul portatore di palla, si va poi da Achilli, scarico sulla destra, Misael intercetta il pallone, la Fortitudo, Matteus aiutato anche da Raubo e poi ancora Matteus mette ordine, Michelangelo prova ad accelerare, scarica col mancino verso Raubo e poi viene servito nuovamente, ancora Michelangelo. Ancora da Molitierno, palla in profondità, buona ricezione con il petto da parte di Raubo, sta arrivando in sovrapposizione Gattarelli, Gattarelli ce l'ha sul destro, perde l'attimo per calciare, ci prova Raubo, grande intervento di Tondi e arriva adesso la richiesta di time out da parte di Esposito. 5:02 da giocare, 1-2 il punteggio. Mantova reduce da 3 sconfitte di fila, 6-3 sul campo della Feldieboli, 2-3 interno con la Meta e 3-1 a Napoli che vi citavo in apertura di telecronaca. Pomezia invece ha perso le ultime 2 partite incassando il gol all'ultimo minuto, nello specifico 2-1 a Cosenza proprio sul suono della sirena e poi 2-3 a Eboli. Una partita giocata in emergenza, come vi dicevo, per l'infortunio di Raubo a gara in corso, per le indisponibilità recuperate per questa gara e poi per l'espulsione di Lara che ha tolto un'ulteriore rotazione ad Esposito. Si riparte con fallo laterale. Conclusione da parte di Michelangelo che non inquadra la porta. Riparte il Mantova, ultimi 5 minuti del primo tempo. Moabs la gira sulla sinistra, poi Caiche. Palla recuperata da Leleco, poi intercetta il pallone Gattarelli, Moliterno evita la rimessa laterale, spara il pallone lontano direttamente dalle parti di Tondi. Moabs finta per un attimo il tiro, va sul sinistro, calcio in porta, murato da Tiaghigno. Ancora rimessa laterale, sempre Moabs per vie centrali, cerca un varco, si va da Leleco. Intercetta il pallone per un attimo la Fortitudo. Leleco, Mascherona di spalle, scarica all'indietro. Leleco, Moabs sulla sinistra, vediamo se prova l'1 contro 1. Moabs, dribbling sinistro verso la porta, palla allontanata in qualche modo. Con Caiche che non è riuscito a ribadirla in porta. Mantova che si riaffaccia nuovamente in avanti, 3:45 da giocare, sempre Mascherona per Moabs. Pallone dentro da Caiche, si va poi da Leleco. Caiche, scarico centrale, Moabs. Prova il dribbling, perde il pallone, 2 contro 1 potenziale per il Pomezia. Gattarelli cerca di andare con l'esterno da Matteus, buona copertura da parte di Moabs che poi lascia lì il pallone a Leleco. Taglia tutto il campo Moabs, non c'è la linea di passaggio per servirlo.
Vuole il pallone Caicche sulla destra, Leleco lo serve, ha capito tutto Tiaghigno a contrasto con Leleco che riesce a rimediare, rimessa laterale Fortitudo. 3:06 da giocare. Raubo arriva in zona per la battuta del fallo laterale. Palla sulla corsa di Lusnig che viene mandato però verso la linea di fondo, rimessa dal fondo già battuta. 3 minuti al termine della prima frazione. Palla per Cabeza, la sinistra da Caicche, non può andare sul sinistro, si riparte allora da Mascherona, poi ancora Caicche, 1 contro 1 con Matteus. Mascherona, Cabeza, sempre duello con Matteus, non lo punta. Caicche taglia in profondità, il pallone torna a Mascherona. Cabeza sempre sul sinistro, Matteus fa buona guardia. Moliterno deve disfarsi del pallone per evitare di infrangere i 4 secondi a disposizione. Recupera palla nuovamente il Mantova. Recupera ancora il pallone nel cerchio di centrocampo la Fortitudo con Lusnig, fermato a sua volta Cabeza. Possesso ancora per il Mantova, iniziati gli ultimi 2 minuti del primo tempo. La palla arriva direttamente dalle parti di Tondi. Mascherona, Cabeza riceve, prova a girarsi, Caicche accompagna, Cabeza pensa al tiro, lo fa partire, Moliterno deve metterla in corner. Rimessa, anzi corner per il Mantova, battuto corto Caicche per Mascherona con il sinistro, Moliterno para. Ancora al rinvio, sempre soluzione profonda, palla che diventa buona per Lusnig fermato. Serie di rimpalli, alla fine il pallone arriva in zona Matteus che si appoggia a Moliterno. 1:20 prima dell'intervallo. Matteus fa correre il pallone lungo linea, recuperato da Cabeza, cerca il tiro, deviazione di Matteus, nuovo corner stavolta dalla sinistra. Donadoni alla battuta del calcio d'angolo, 1:10 prima dell'intervallo, alza il pallone, non si intende con i suoi compagni perché Cabeza era rimasto piantato e nemmeno Mascherone è riuscito ad arrivarci, e quindi rimessa per la Fortitudo. Matteus la batte verso Michelangelo, palla intercettata per un attimo da Donadoni che invita i suoi compagni ad alzare la pressione. Michelangelo lascia poi la battuta di questa rimessa a Matteus. Michelangelo, ancora Matteus. Rimessa Mantova. Cabeza vuole andare sul sinistro. Palla a cercare il secondo palo, ancora Matteus ad allontanare, 50 secondi e poi ci sarà l'intervallo. Mantova che cerca di crearsi un'ultima chance per andare a pareggiare prima della pausa. Riparte Michelangelo, solo per un attimo. Misael cerca un varco, guadagna comunque un buon calcio d'angolo. Arriva il time out chiesto da Milella, 40 secondi, vediamo se proverà anche a suggerire una giocata per questa rimessa laterale ai suoi giocatori. 40 secondi sono tantissimo tempo per provare a costruire qualcosa. Approfittiamo di questo time out per fare un giro sugli altri campi dopo quasi i primi tempi. Sono già più avanti Roma e Sala Consilina, match iniziato alle 20, formazione Campana avanti 3-0, 1-1 parziale tra CDM Futsal e Global Work Cup Urso, 0-0 nel match tra Meta Catania e Napoli, 1-1 anche tra Feldi e Came,
È l'84 Torino che conduce 2-0 a Cosenza. Il match con più reti fino a questo momento è quello di Avellino, con l'Active che conduce 3-2 sulla formazione di Piero Basile della Sandro Abate, e ovviamente 1-2 qui al Pala Schweitzer tra Mantova e Pomezia. Terminato il minuto a disposizione di Milella per questo time out, e dunque andiamo a scoprire subito cosa ha suggerito il tecnico pugliese anche per questo fallo, per questo calcio d'angolo. Palla che arriva a Cabeza. Moabz in area di rigore da Misael, limite dell'area adesso, prova a girarla verso la porta Matteus e poi Molitierno, la palla rimane inchiodata tra le mani del portiere della Fortitudo. 25 secondi, Molitierno va al rinvio profondo, Moabz libera la sua area di rigore, c'è tempo ancora per un'ultima chance in questa prima frazione. Moabz però perde il pallone, allora Matteus può andare 1 contro 1, non si fa saltare Ceccato, che poi va a contrasto con Lusnig, che ha preso un colpo sulla parte esterna del piede sinistro, forse altezza della caviglia, nulla di grave, però è già in piedi il 23 della Fortitudo. 8 secondi, vediamo se Moabz prova un'ultima giocata, si ricomincia dal retrovia, ancora Moabz, 4 secondi, deve fare in fretta il Mantova per provare a calciare in porta. Arriva il suono della sirena e dunque si chiude qui il primo tempo. Pomezia avanti 2-1 con i gol di Matteus e Michelangelo, di Cabeza l'iniziale vantaggio per il Mantova. Noi ci prendiamo una pausa con le squadre che tornano negli spogliatoi, ci risentiamo tra circa 10 minuti per il racconto in diretta della ripresa, sempre qui sul canale YouTube della Divisione.
Squadre che tornano in campo a Palla Schweitzer. Tra poco il secondo tempo di Savia Testa Mantova Fortitudo Pomezia. Si riparte dall'1-2 in favore degli ospiti dopo i primi 20 minuti effettivi. Aveva aperto le marcature Cabeza dopo 3 minuti netti. Al minuto numero 3 11 il pari di Matteus. 10:50 sul cronometro invece quando Michelangelo sugli sviluppi di palla inattiva ha trovato la rete del 2-1. Partita ampiamente in equilibrio sia sotto l'aspetto del punteggio sia su quella che è stata la gestione del pallino del gioco. Un inizio sicuramente con il Pomezia che ha cercato più la conclusione, poi però anche Moliterno si è dovuto impegnare dall'altra parte per evitare che gli avversari trovassero nuovamente il gol. Partita pesantissima in ottica salvezza per entrambe le squadre che sono separate da 2 punti prima dell'inizio del erano separate da 2 punti prima dell'inizio del match. Pomezia a quota 23 in zona playout, Mantova a quota 21 terzultimo. Inizia nel frattempo la seconda frazione, dunque vediamo cosa ci riserveranno questi altri 20 minuti effettivi. Moliterno recupera il pallone con le mani, va ancora a cercare il lancio profondo con il petto Gervais per Raubo, sta arrivando Matteus, conclusione deviata. Calcio d'angolo, il primo della ripresa per la Fortitudo. Assenti Dudu e Lara per squalifica negli ospiti. Matteus alla battuta, Raubo cerca un varco, Matteus va a cercare direttamente la porta, Tondi concede il secondo calcio d'angolo del secondo tempo. Ancora Matteus, indicazione per Gervais, la palla ancora a cercare l'interno dell'area di rigore, ancora una deviazione e quindi terzo calcio d'angolo di fila. C'è un richiamo però prima della battuta per un paio di contatti arrivati nel tentativo di liberarsi della marcatura avversaria. Ancora Matteus alla battuta, si muove Michelangelo sul secondo palo, palla invece per Gervais, Tondi 2 volte. Quarto corner, Matteus fuori per il tiro di Michelangelo, traversa. Mantova che prova a riorganizzarsi, Donadoni per Caiche, palla sulla sinistra, poi va Cabeza. 1 contro 1 con Matteus, bello lo scarico, Caica, rimorchio, ancora serie di rimpalli e Moliterno deve allungarla in corner. Angolo affidato a Caiche, a cercare Cabeza, recupera il pallone ancora un ottimo Matteus che poi guadagna anche fallo laterale. 50 secondi trascorsi, già 3 le situazioni annotate. Questa la bella conclusione di Sinto di Cervella, altrettanto bella parata di Fabio Tondi, bella palla in profondità adesso per Michelangelo, poi Raubo, ancora Michelangelo, cerca un varco, deviazione, l'ultima è la sua e quindi c'è fallo laterale. Questa la traversa proprio di Michelangelo, ancora Tondi però attento. Pallone che adesso il Mantova deposita fuori. C'è un problema per Michelangelo e quindi è stato depositato fuori il pallone per far verificare le condizioni allo staff medico dentro Tiaghino nel frattempo, mentre Gervais va a restituire il pallone a Fabio Tondi. Battuta la rimessa, Donadoni, Caiche. Ancora Caiche verso Cabeza, palla per Ceccatto, tocco di Matteus che guadagna anche fuori laterale. Questa invece l'altra chance, questa per il Mantova, ancora una serie di rimpalli. Moliterno attento, Cabeza recupera il pallone, va a cercare Caiche, lo tiene in campo Matteus sulle sue tracce, dell'ultimo a toccare, rimessa ancora per il Savia Testa Mantova. Cabeza la vuole, non gli arriva però il pallone, poi Matteus lo allontana ancora.
Cabeza cerca la porta, esterno della rete, non ci sono state deviazioni. Moliterno, Michelangelo in possesso, poi Gelvè in profondità, palla che arriva direttamente dalle parti di Tondi, quasi 2 minuti trascorsi in questo secondo tempo, sempre 1-2 il punteggio. Allora Caicche, Donadoni, Caicche dentro da Cabeza, buona la ricezione come al solito, con l'esterno ancora da Caicche, questione di centimetri, la palla passa, Caicche non riesce a riceverla e c'è rinvio dal fondo, Cabeza con l'esterno, è arrivato con un pizzico di ritardo Caicche, Cabeza va trovato il varco anche in quella selva di gambe, Moliterno in profondità, palla gestita da Raubo 2 volte, costretto a rimandarla indietro. Moliterno può ricontrollarla perché c'è stato un tocco da parte degli avversari, lancio con i piedi, Gelvè prova ad arrivarci, recupera palla Donadoni, 3 contro 2 Mantova, Caicche col mancino, super parata di Moliterno, quasi a botta sicura, uno schiaffone al pallone da parte di Moliterno. Attenzione, poi ancora Moliterno costretto a intervenire su Donadoni e Michelangelo spazza. Errore stavolta da parte di Matteus, Donadoni rapidissimo a metterci il piede. Moabz per Mascherona. Scarica centralmente, pallone per Moabz, c'è una deviazione di Michelangelo e c'è rimessa Cabeza, vuole andare sul destro, contatto con Matteus, c'è fallo. Questo è il replay, spostato la palla prima Cabeza. Punizione per padrone di casa, siamo entrati nel quarto della ripresa. Ci prova col sinistro Misael dopo il tocco di Cabeza, la palla però termina lontana dallo specchio della porta. Rinvio dunque per Francesco Moliterno, inizia a contare i 4 secondi cannistrati Catanzaro che dirige insieme a Fillanino di Iesi come arbitro numero 1 al cronometro Precai di Treviglio. Attenzione alla palla che diventa buona per il sinistro da parte di Lusnig, palla in corner. Ci ha provato col sinistro, ci ha messo prima il piede Moabz e poi probabilmente anche le mani Tondi. Tiaghini alla battuta del calcio d'angolo, palla alzata per il destro da parte di Michelangelo, ancora Michelangelo ci riprova. Tiaghino, Michelangelo, dentro, palla recuperata per un attimo da Moabz, poi arriva infatti Misael a prendere il pallone, Moabz ancora dietro Leleco, Moabz prova a passare, rimane in possesso del pallone, ancora Moabz non riesce a liberarsi per il tiro, il possesso però è sempre del Mantova con Mascherona. Mascherona nuovamente, Moabz alza la palla per Mascherona, non ci arriva, la fa passare sul fondo Moliterno. Tiaghino, palla in avanti, irraggiungibile però, allora nuovamente pallone per Tondi. Misael, Mascherona, Leleco la gira, Moabz, ancora Leleco, Mascherona, Leleco, ancora da Moabz, cerca l'imbucata centrale, palla intercettata, Michelangelo ha un po' di spazio per affondare, sceglie però di ricominciare con calma, porta a spasso il pallone, va poi da Lusnig, palla sulla destra per Tiaghino che cerca di far correre nuovamente il 23, palla deviata in rimessa laterale.
primo piano per Moabs, arrivato dal Genzano nella sessione invernale di mercato, a disposizione di Pino Milella. Palla corner esterno in avanti per Lusig che prova a girarla ed è l'ultimo a toccare. Buon lavoro stavolta da parte di Misael che concede a Tondi la possibilità di rimettere in gioco il pallone dal fondo. Leleco, palla arretrata, Misael stava tagliando verso la zona centrale di campo. Binzaro per Tiaghino, questa è la scelta di Esposito quando scocca il minuto numero 5. Indicazioni a vicenda di Tiaghino e Michelangelo in questo momento entrambi in panchina. Recupera il pallone Mascherona, sbaglia poi l'appoggio per Leleco che era alla sua destra. Un po' di riposo anche per Nawal Lusnig con Raubo che torna in campo. Raubo in avanti, Moabs recupera il pallone a contrasto, serie di tocchi, alla fine Moliterno mette ordine, evita anche di concedere corner. Lancio in profondità, Leleco di testa da allontanare, Moabs che lotta sul pallone, Binzaru che si mette davanti e porta a casa la rimessa laterale. Matteus indietro da Moliterno, rinvio profondo, Leleco sempre di testa da allontanare, palla poi recuperata da Gattarelli, in avanti da Binzaru, scivolata di Leleco, la palla è buona ancora per il destro di Gattarelli e la parata di Tondi. Con il corpo ha fatto muro Fabio Tondi. Buon lavoro di Gattarelli. Tondi non si fa superare, anche Raubo che accompagnava sul secondo palo. Gattarelli la tocca per Matteus che ci prova verso la porta, stava per creare l'ennesimo pericolo, poi Gattarelli col sinistro, la palla che rimane in area di rigore, Raubo lotta con Tondi, l'ultimo tocco è del 7 della Fortitudo, sesto minuto che sta per andare via, altri 14 da giocare, soltanto un gol di distanza tra le due squadre, anticipo di Matteus, palla rimane lì però, allora Misael in avanti, Matteus deve spendere il fallo, trattiene Mascherona e si prende il cartellino giallo. Punizione da zona interessante per il Mantova. Sistema la barriera Moliterno. Leleco e Moab stavolta sulla palla con Cabeza in panchina. Moabs parte con il destro, Moliterno respinge. Ancora Moabs, fermato dall'intervento di Michelangelo che vince anche il rimpallo, approva questa sua giocata e poi torna in panchina, era entrato per difendere la situazione da palla inattiva. Binzaro in avanti a cercare proprio la corsa di Gattarelli, Moabs che chiude bene, poi Leleco in avanti, prova a scappare sulla sinistra Mascherona, Matteus lo tiene bene, Mascherona recupera il possesso, scarico per il mancino di Caiche che la mette fuori. Siamo già dall'altra parte, Binzaro non riesce ad agganciare e quindi c'è rimessa per il Mantova. Ha spazio Cabeza sulla destra, può caricare il destro, finta, va col sinistro Moliterno e poi messa in calcio d'angolo da Matteus la palla. Momento di massimo sforzo per il Mantova per cercare di pareggiare nuovamente la partita. Caiche, palla allontanata da Raubo che si mette all'inseguimento del pallone, riesce a tenerlo anche dentro il rettangolo di gioco, trova la rimessa laterale. Raubo per Matteus. Gattarelli ancora da Matteus, palla sulla corsa di Gattarelli che può andare ad incrociare, non trova la porta.
buona uscita dalla pressione da parte della Fortitudo. Gattarelli ha provato una conclusione che era difficile. Achilli, Cabeza, la palla è uscita però, e 2 passi da Cannistrà. Tiaghino da Michelangelo. Matteus è sempre lì vicino, Michelangelo sceglie invece il tracciante profondo, Raubo non riesce ad arrivarci. Rimessa laterale battuta dal Mantova. Caiche per Ceccatto. Achilli, Ceccatto, Cabeza. Ancora Achilli, pressione da parte di Tiaghino. Achilli con l'esterno, pressione vincente. Raubo, bella palla per Tiaghino. Prova a restituire il pallone, permette invece a Cabeza di partire in contropiede. 2 contro 2. Cabeza accelera, Cabeza col destro murato ancora da Matteus. Fallo laterale Mantova. Conclusione verso la porta, deviazione, e quindi si passa da fallo laterale a calcio d'angolo, sempre a disposizione del Mantova. Ancora Caiche la battuta. Cabeza, gran rotazione sul pallone, perde poi l'equilibrio, riparte Michelangelo dall'altra parte, scarico per Matteus, finisce per terra anche lui, la riesce a dare con un gioco di prestigio a Tiaghino, Paratondi. Che giocata, era Raubo e non Matteus, pardon. Rimane però la giocata stupenda. Tiaghino indietro, Matteus per Michelangelo. Raubo ha subito fallo da Ceccatto, che prova a giustificare il fatto di aver perso aderenza col parquet con il contatto sull'avversario. Per Cannistrà però è fallo. Stazione falli che vede una infrazione commessa dal Mantova e 2 commesse invece dalla Fortitudo Pomezia. Ovviamente nella zona in cui è scivolato il giocatore biancorosso viene adesso chiamato lo spazzolone, giustamente per andare ad asciugare quella zona. Tra l'altro Matteus e Michelangelo con i gol realizzati stasera sono arrivati in doppia cifra in campionato, 10 gol a testa, sono loro i top scorer del Pomezia. A quota 18 invece Cabeza, che partiva dai 17 prima di questa gara e ne ha aggiunto già un altro. Punizione interessante per il Pomezia. Tiaghino tocca per Michelangelo, che non riesce però a inquadrare lo specchio della porta. Palla che sfila sul fondo, allora Tondi potrà andare alla rimessa. Cabeza stavolta porta il pallone dalla sinistra. Caiche, Mascherona e poi ancora Cabeza fermato. Mascherona, Caiche, Donadoni. Palla toccata da Michelangelo e quindi diventa direttamente corner per il Mantova. Battuto subito Caiche per Cabeza, vediamo se riesce a liberare nuovamente il tiro. Matteus è già ammonito tra l'altro. Cabeza lo punta, riesce a tenerla per un attimo in campo, non riesce a dare forza. Attenzione perché Moliterno poi si ferma toccandosi la coscia. Non sembra nulla di preoccupante, però adesso si chiariscono anche Cabeza e Moliterno. Si sono probabilmente toccati nel tentativo di inseguire il pallone. Dicevo, non sembra nulla di grave, pallone già restituito al Pomezia. E si riparte con il rinvio per Moliterno. Lancio direttamente verso la porta del Mantova, la palla entra ovviamente senza trasformarsi in gol perché non ci sono stati tocchi. Tondi esegue subito il rinvio dal fondo. Donadoni, Moabz con il sinistro di prima a cercare Cabeza, trova però il solito Matteus, il pallone va all'indietro da Moliterno.
Rinvio da parte di Moliterno, colpo di testa ad allontanare il pallone. Moabz prova ad accelerare, se la sposta sul destro. Moabz incrocia e Cabeza non arriva per centimetri sul pallone. Gran giocata del 12. Cabeza sul secondo palo non è riuscito a fare 2-2. Ancora ad asciugare il parquet. Rinvio per Francesco Moliterno. Michelangelo scappa via, si infila in mezzo alla difesa avversaria. Michelangelo col mancino, super gol di Michelangelo che porta sul massimo vantaggio il Pomezia. 3-1 a metà del secondo tempo. Gol da fenomeno di Michelangelo, che poi se l'è spostata sul sinistro e l'ha messa alle spalle di Tondi. Super giocata. Arriva a quota 11 gol stagionali Michelangelo. Riparte dunque il Mantova, c'è ancora tanto tempo da giocare. Moabz per Donadoni, in avanti da Cabeza, prova a girarla di testa, ancora Cabeza. Moabz. Donadoni. Dribbling, imbucata che non arriva a destinazione, poi Raubo. Matteus con l'esterno, recupera palla, Donadoni, che la mette fuori. Bravo ad andare sulla linea di passaggio tra Matteus e Tiaghinho. Matteus ha chiesto scusa per questo errore, uno dei primi della sua partita. Rinvio da parte di Moliterno in profondità, grande aggancio di Raubo che non riesce però poi a restare in possesso. Tondi la gira subito verso Cabeza sulla destra. Entriamo nell'ultimo segmento di gara. Cabeza numero, passa di forza, Cabeza in porta, ha commesso fallo, anzi no, è gol. Proteste da parte della panchina del Pomezia, sembrava aver segnalato il fallo Filannino, invece stava segnalando il gol di Cabeza. Doppietta per lui, partita riaperta 2-3. Tutta la panchina della Fortitudo a protestare. E quindi si torna sul 2-3. C'è un rosso anche per la panchina della Fortitudo. Adesso gli arbitri devono riportare un po' di calma tra le panchine. Moliterno continua a protestare. Adesso c'è un colloquio per tutta la terna per capire qual è stata la decisione. Moliterno torna tra i pali. E quindi alla fine il gol non è stato assegnato. È stato assegnato calcio di punizione al Mantova perché aveva fischiato effettivamente prima
Filannino. Dunque calcio di punizione per il Mantova e non gol di Cabeza, perché l'azione era stata fermata prima del tiro da parte del giocatore del Mantova e quindi si rimane sul punteggio di 1-3. È stato praticamente un minuto in cui il gioco è stato fermo. Leleco adesso viene murato al momento del tiro. Dunque 10 minuti da giocare, è sempre un gol per il Mantova e non 2, quindi più 2 per la Fortitudo. Tiaghini allontana la sfera. C'è voluto un colloquio prolungato tra Filannino, Cannestra e Precai per arrivare poi a comunicare la decisione. Moabs intanto Leleco batte verso Moabs. Scarico centrale, palla di ritorno per Moabs, fermato da Michelangelo, calcio d'angolo Mantova. Leleco, palla dentro, Michelangelo lontana ancora, Leleco rimane in controllo. Mascherona, bucata, voleva palla a rimorchio, piattone destro con deviazione, calcio d'angolo ancora. Moabs, Leleco, palla dentro Moabs, cerca il tiro, finisce per terra ma non c'è contatto fallo sui suoi danni. Ce lo ripropone subito la regia. Rinvio di Moliterno in profondità. Buona palla controllata da Raubo, che la deposita in porta. 11 sul cronometro e 4-1 Fortitudo Pomezia, con la firma anche di Raubo. Gran controllo, gran sinistro nello stretto. Che va sul +3 adesso. Il Mantova, vediamo. Milella chiama time out, Caicchi è già pronto con la maglia da portiere di movimento, ovviamente adesso con 9 minuti da giocare, 3 gol da provare a recuperare, c'è da fare in fretta. Proteste anche da parte della panchina del Mantova, credo sempre per la situazione del gol non convalidato a Cabeza del 2-3, o comunque di quello che ne è scaturito su quella giocata. Dunque Caicchi in maglia rossa lo vedete come portiere di movimento, se la gioca così Milella nell'ultimo pezzo di partita. Adesso anche Cabeza con toni sicuramente pacati, va a chiedere spiegazione. E dunque si riparte, portiere di movimento per il Mantova, 1-4 il punteggio. Leleco porta il pallone, continua a farsi sentire però il pubblico di casa, che davvero non ha mai mollato in questa gara. Palla giocata verso Cabeza, se la sposta sul destro, Suolata, non ci sono compagni alle sue spalle. E la prima palla con il quinto di movimento scivola via oltre la linea laterale. Gelve per Moliterno. Lancio profondo con il petto Leleco, sempre rimessa per la Fortitudo. Esposito chiede calma ai suoi ragazzi nella gestione del pallone. Michelangelo la battuta. Matteus pressato, contatto con Cabeza che finisce per terra, non arriva un fischio arbitrale. Matteus però deposita fuori il pallone per permettere
eventualmente verificare le condizioni di Cabeza, che ha preso credo un colpo involontario al volto. Si rialza, la rimessa è per il Mantova, che andrà però a restituire il possesso al Pomezia. Donadoni infatti deposita direttamente sul fondo. 8 minuti e 26 da giocare, rinvio per Moliterno. Palla lanciata in avanti, Michelangelo per Matteus, Gelvé, ancora Matteus, di prima col piatto in avanti, non ci sono compagni, allora Cai che può tornare come portiere di movimento, dentro anche Leleco per Mascherona. Questi due cambi in questo momento di Milella, ovviamente portiere per portiere di movimento, e poi Leleco per gestire la fase di possesso e Mascherona per quella di non possesso. Donadoni serve proprio il capitano, ancora Leleco, palla sulla destra, a cercare poi Cai, che era una buona chance potenziale, buona anche la difesa da parte della Fortitudo fino a questo momento, di fatto un minuto netto con il 5 contro 4 per il Mantova. Ancora Leleco a gestire il pallone, lo alza Misael, fermato da Gelvé, rimessa laterale ancora per il Savia Testa Mantova. Leleco, ancora il numero 5, c'è Cabeza a sinistra, Leleco prova a tagliare bene, trova Donadoni, Misael, c'è Cai che dall'altra parte non ci sono linee di passaggio, buona la finta, Misael calcia forte e poi Cai che ci mette la testa, arriva il 2-4, a corso le distanze il Mantova. Si riparte dunque, 7 minuti e mezzo da giocare, partita tutt'altro che finita. Matteus per Moliterno, palla rinviata in profondità, Rabo non può agganciare. Torna direttamente in campo Caiche perché la Fortitudo attende di pressare dopo che il pallone ha varcato la metà campo offensiva e quindi non c'è il rischio di non riuscire a servire il portiere. Allora Cabeza, Leleco, Misael, bella la sua giocata che ha prodotto il 2-4, ancora Leleco. Donadoni per Leleco, Caiche, Donadoni, Leleco, la gira, ancora Misael, con pazienza il Mantova. 6:50 al termine, Misael da Caiche, si riparte da Leleco, ancora Caiche, non c'è spazio per calciare, Suolata, Misael fermato in fallo laterale, chiusura di Matteus. Rimessa battuta da Misael verso Leleco, Cabeza lì vicino, Leleco, Misael, Leleco, la gira a sinistra, si riparte dal capitano del Mantova, poi Misael per Leleco, gran finta di Cabeza verso il secondo palo, ancora Cai che stavolta con il piede, è 3-4. Sfiorato perché la palla è sull'esterno della rete. Che chance però per il Mantova, che adesso recupera la palla. Misael ancora, ce l'ha sul destro. Cabeza, Donadoni, prova Mascherona, poi Michelangelo al volo di prima, ma è tornato Tondi tra i pali. Torna Caiche al suo posto, Tondi è entrato soltanto per questa parata, cambio rapidissimo. Ancora Cabeza però pericoloso, e Caiche vivacissimo come quinto di movimento, adesso sbaglia però il controllo. Tiaghigno, palla alzata, Gattarelli si mette all'inseguimento della palla, appoggiata però con la testa verso Fabio Tondi da Mascherona. Ancora Mantova in possesso, Cabeza, Leleco,
conclusione verso la porta, ci mette le mani Moliterno. Andiamo a rivedere il tiro, la parata di Francesco Moliterno. 5:04 da giocare, palla già rimessa in gioco. Cabeza, Leleco, ancora Leleco, Donadoni, palla un po' lunga, Caiche riesce a tenerla in campo. Donadoni, Caiche ruba la palla a Raubo, che però se la porta fuori. Leleco, Cabeza a sinistra, Cabeza ancora per Leleco, Donadoni calcia, trova la deviazione di Tiaghigno. Leleco, Donadoni, Leleco, Caiche dentro per il tiro da parte di Misael. Arriva il 3-4 del Mantova, 4-10 per sperare ancora nella rimonta, -1 per la squadra di Minella. E chiama time out la Fortitudo. Partita bellissima e soprattutto ancora apertissima. Quindi 4-10, presumibilmente Minella continuerà ad attaccare con il portiere di movimento. (4-10). Possesso ovviamente per la Fortitudo adesso, che deve dare nuovamente il calcio d'inizio. Palla giocata per Moliterno, in avanti il suo lancio, palla nuovamente a disposizione del Mantova. 4:03 da giocare. Cabeza a sinistra, ancora Cabeza, Leleco, ancora in possesso Leleco, poi Donadoni, Leleco, sempre il 5 di casa. Adesso il Mantova non ha nemmeno tantissima fretta. Cabeza, Leleco, Caiche, Leleco, Cabeza, buona palla dentro, Moliterno para e poi allontana la difesa, ma rimane in possesso il Mantova. Cabeza prova a spostarsi sul sinistro, trova la deviazione di Tiaghigno. Ancora Cabeza, Leleco, Cabeza cerca il destro, Moliterno ancora. Rivediamo l'azione già ripartita. Leleco, Misael ancora per Leleco, Caiche, Misael per Leleco, Misael torna da Leleco, la gira a sinistra per Cabeza. 2 minuti e mezzo alla fine del match. Palla giocata ancora verso Caiche, poi Cabeza, nuovamente Cabeza, la gira, palla verso il secondo palo, non arriva però la chiusura. Moliterno al rinvio.
Tiaghigno rimane in controllo della palla, la gioca in profondità e trova Lusnig in avanti. C'è fallo ai danni del numero 23. Guadagna una punizione zero offensiva che permette anche al Pomezia di tenere un po' lontano il Mantova dalla propria metà campo. Spinta netta da parte di Ceccatto e quindi calcio di punizione concesso. Rimane per terra Lusnig. Chiesto anche l'intervento dello staff medico. Intanto abbiamo il finale a Campo Ligure con la vittoria della CDM sul Global Work Cup Urso per 3-2 e il finale anche della sfida tra Roma e Sala Consilina, giocata al Pala Malfatti di Rieti, 5-5 nel match che si è disputato alle ore 20, che ha aperto questa giornata numero 25. Attualmente 2-2 tra Meta e Napoli, cambia avanti 2-1 sul campo della Feldi e 2-4 sia tra Cosenza e l'84 Torino che tra Sandro Abate e Active Network. Asciugato il parquet, minuto utile per rifiatare da una parte e dall'altra. Anche Cabeza adesso ne approfitta per dissetarsi prima di andare verso il rush finale di partita. Mantova che col portiere di movimento è riuscita a rimettersi a -1. Punizione adesso per Tiaghigno. Piano piano i giocatori del Pomezia si riaffacciano sulla tre quarti offensiva. Vediamo qual è la soluzione provata da Tiaghigno. Tocca per Michelangelo, destro Murato. C'è anche un contatto involontario tra Mascherone e Michelangelo. Rimessa laterale ancora per la Fortitudo. Michelangelo la battuta, calcia forte a cercare probabilmente Raubo in area di rigore. Palla deviata ancora da Cabeza, è passato soltanto un secondo ovviamente da quando è stato fatto riprendere il gioco. Michelangelo, destro ancora, Tiaghigno in possesso. Fortitudo che torna indietro da Moliterno, che rilancia il pallone sul soffitto e quindi c'è rimessa laterale Mantova. Può entrare nuovamente Caiche come portiere di movimento. Leleco, Cabeza, Leleco, palla girata verso Misael. Iniziano gli ultimi 2 minuti della partita. Leleco, Misael calcia senza però trovare né compagni né lo specchio della porta. Rinvio dal fondo per Moliterno. Va Moliterno profondo, non riesce ad agganciare Lusnig. L'ultimo tocco è il suo, rimessa Mantova, 1:48 da giocare. Leleco, Misael, Caiche all'indietro, Cabeza, palla dentro, respinta ancora da Matteus. Leleco, Caiche all'indietro, Leleco, 1 minuto e 20 al termine, Cabeza. Palla verso la porta, respinta, attenzione perché la porta del Mantova è vuota, ci prova Michelangelo senza riuscire a inquadrare lo specchio. (1:13), rimane Caiche tra i pali. Cabeza approfitta di questa pausa per dare indicazioni. Leleco invece approfitta per rifiatare, grande sforzo anche in questa situazione tattica ovviamente. C'è un problema per Michelangelo
che proprio dopo aver calciato in porta ha sentito toccarsi il muscolo, forse l'adduttore. Vediamo se adesso riuscirà a restare in campo per difendere questo minuto e 13. Quindi 1 e 13 prima della fine del match. Ancora assistenza per Michelangelo. Riparte intanto il Mantova a caccia del pari. Leleco, Cabeza, da Leleco, Caì che ancora per Leleco, Donadoni, ci prova Caì, che deviazione, palla in corner. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Leleco prova la conclusione Misael, Murato. Leleco deve tornare verso la sua area di rigore, quasi a riprendere il pallone. 40 secondi. Misael cerca il secondo palo in acrobazia, Tiaghino l'allontana. Corner per Donadoni. Cabeza, Leleco cerca un varco per andare col sinistro ad incrociare, palla che rimane lì, Moliterno super, e palla poi allontanata. Che parata di Moliterno sul tiro di Donadoni. 26 secondi. Cabeza, Misael, tiro sul fondo. 21 secondi e possesso per Moliterno. Va al rinvio profondo, Leleco di testa verso l'altra metà campo, Matteus in anticipo, poi Leleco ruba il pallone, attacca in superiorità il Mantova, palla per Misael ancora, però palla allontanata dalla scivolata stavolta di Raubo con le ultime forze a disposizione. 12 secondi. Matteus restituisce il pallone a Donadoni per la battuta del fallo laterale. Cabeza, Leleco, ancora Cabeza, vuole andare a calciare, ci prova, palla intercettata, allontana Tiaghino, la palla sfila direttamente verso il fondo ed è rimasto un secondo sul cronometro. Tondi al rinvio, ultimo pallone del match, profondo verso le mani di Moliterno, arriva anche il suono della sirena, il Pomezia vince 4-3 sul campo del Mantova e porta a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Sulle immagini dell'esultanza dei giocatori della Fortitudo noi ci salutiamo. Doppietta di Michelangelo, Raubo e Matteus i marcatori della Fortitudo, invece Cabeza, Caïche e Misael a segno per quanto riguarda il Mantova. Da Davide Menolascine è tutto, grazie per averci seguito in tanti anche stasera in diretta e appuntamento alle prossime gare del futsal italiano.